abbiamo ragionato anche di infrastrutture, sia ragionando rispetto al treno, ma anche e soprattutto per la viabilità ordinaria, quindi l'autostrada è un tema, così come i collegamenti intervallini. Non c'è più tempo da perdere, la provincia di Belluno ha fame di infrastrutture, oggi più che mai alla vigilia dei grandi eventi internazionali l'idea di un passaggio diretto, un valico tra il Veneto e l'Austria che colleghi l'autostrada A27 che oggi si ferma poco dopo il capoluogo delle Dolomiti con la rete autostradale che percorre l'Europa centro-orientale è il tema prioritario. Fino a qualche tempo fa quasi un tabù, oggi di sbocco a nord si parla apertamente. Le categorie industriali, artigiani, sindacati hanno il merito di aver riportato il tema al centro del dibattito, dice la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, che ricorda la posizione unitaria espressa nel luglio 2019 dal tavolo delle infrastrutture della provincia di Belluno alla presenza dell'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti. Abbiamo costituito un fronte comune a favore del territorio, spiega Lorraine Berton, chiedendo di affrontare senza paura il tema delle infrastrutture materiali e immateriali, anche in una lettera consegnata al presidente Zaia, sottolineando come il tema di uno sbocco a nord non riguardi solo il bellunese ma buona parte del Veneto, che rischia di rimanere indietro sul fronte infrastrutturale. Il tema di una porta a nord per il Veneto sarà dibattuto il 14 febbraio al Laguna Palace di Mestre durante un confronto organizzato dalla CISL regionale. Uno sbocco a nord, magari anche con una strada a scorrimento veloce che diciamo è meno impattante di un'autostrada, deve essere assolutamente presa in considerazione. E io credo che bisogna che ne parliamo, bisogna che queste decisioni vengano prese. Poter collegare più velocemente in maniera più strategica il capoluogo regionale con il nostro territorio è una partita che dobbiamo giocare fino in fondo, spiega il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, ma avverte non mettiamo in contrapposizione treno e viabilità su strada. Si tratta di vettori diversi e l'out-out finirebbe col bloccare tutto.